Amici telespettatori, ciao a tutti, benvenuti, siamo nella rubrica dei video messaggi d'amore e quest'oggi vi voglio presentare un ragazzo di Marsala, si chiama Calogero, ha 49 anni ed è innamorato di una ragazza e vuole fare un video messaggio d'amore. Noi di Stranamore Siciliano l'abbiamo aiutato. Ciao Calogero. Ciao. Sei di Marsala? Sì. Allora raccontami, com'è nato quest'amore per questa ragazza? Simpatia. Semplice simpatia. Semplice simpatia. Cioè dalla simpatia si è passata all'amore. All'amore, sì. Quanto tempo fa? 10 anni fa. 10 anni fa, cioè a 10 anni che tu nutri questo amore per questa ragazza. Quanti anni c'ha questa ragazza? Molto grande. Cioè? Più grande di me. Sì. E quanto? Ma credo 50 anni, circa 50 anni credo. 50 anni, quindi tu ne hai 49 e lei 50. Va bene Calogero, e tu hai preparato insomma una lettera per Un videomessaggio. un videomessaggio da fare a lei. Va bene, come si chiama la ragazza? Rosanna. Rosanna, va bene. Allora, lì c'è la telecamera, appena te lo dico io tu farai il tuo videomessaggio d'amore rivolto a lei, come se lei fosse vicino a te oppure di fronte e tu le dovresti dichiarare il tuo amore, ok? Vai. Guarda. Carissima Rosanna, dolcissimo amore mio, sono io, il tuo amato Gero Cappello. Come tu ben sai, il mio amore per te non conosce confine. Con questo messaggio ti annuncio fedelmente la mia intenzione di sposarti veramente, anche se la tua età non bilancia la mia. Tu sola puoi realizzare il mio sogno di bambino, diventare giornalista professionista dell'amata Mamma Rai. Quel giorno, il giorno delle nostre nozze, il 24 maggio 2007, prossimo 21, sarà il trionfo del nostro amore. Con cordialità, tuo Gero Cappello. Bellissimo, è stato davvero un videomessaggio toccante, davvero toccante, complimenti. L'hai scritto tu? Sì, io. Da quanto tempo è che scrivi questi messaggi? Li scrivi spesso? Da quando ero studente universitario. Addirittura, allora molto già. Molto. Ascoltami, tu sei di Marsala, abbiamo detto. Sì, devo essere. E dimmi, ma quali sono i tuoi hobby? Durante la giornata che fai? Lettura. Leggi sempre? Camminare a piedi, sì. A piedi molto cammini? Faccio politica. Ah, pure politica Il fai? mio sogno è diventare anche sindaco di Marsala. Addirittura? Ah, complimenti, un bel sogno di questo, insomma, una bella carriera. Sì, certo. E ti sei presentato? Sì, altre volte, però come semplice consigliere comunale, consigliere di quartiere, ma mai né assessore né anche sindaco della nostra città. E voti ne hai avuto? Sì, certo. Molti? Molte. Va bene, dimmi, ti piace ascoltare la musica? Certo. Quanto? Diciamo in media 2 o 3 volte al giorno. Che lavoro fai? Al momento sono disoccupato. E prossimamente, diciamo, Te l'ho detto, professionista, giornalista professionista. fai il giornalista professionista? Voglio fare il giornalista professionista. Esatto, quindi ci sono buone prospettive. Sono proprio professionista. Ti sei presentato a qualche redazione per caso? Io sono stato anche corrispondente di Telescirocco negli anni '80. Ah sì? Sono stato la famosa TV trapanese. Hai fatto telegiornale? Telegiornale, servizi, quando ancora non esisteva Berlusconi. Ho capito, Quando ancora la TV di Berlusconi era una semplice TV locale, Tele Lombardia. Ho capito. Quindi una bella carriera alle spalle c'è. Un bel curriculum. Un bel curriculum, certo. Va bene. Dimmi Calogero, un'altra domanda, ma com'è proprio che tu hai conosciuta Rosanna? Io ho conosciuto Rosanna perché lei, quando era molto giovane ancora, era conduttrice di telegiornale. Quindi io a Telescirocco, quando facevo il giornalista, e allora non c'erano le TV private, guardavo sempre la TV, ogni giorno la TV della mia redazione, tutti i telegiornali, della TV bianco e nero. Della TV bianco e nero. E questa piccola ragazza allora faceva la Piccola era? Piccola, allora era piccola. Faceva la conduttrice dell'allora TG3. Tu naturalmente ti sei innamorato di E lei. io mi sono innamorato tramite TV. In questo modo. Ok, allora di presenza non l'hai mai vista? No, un amore platonico. Un amore Un platonico. amore platonico. Va bene Calo, però è anche bello questo, anche un amore platonico. Un amore certo. E la pensi sempre? Certo, Notte e giorno. notte e giorno. E hai pensato di scrivere questo videomessaggio? E ho pensato di scrivere questo messaggio, però però le ho mandato migliaia e migliaia di lettere A Rosanna? a Rosanna. Risposte? Risposta sempre negativa. E come mai? Secondo te come mai ti ha detto di no? Una tua opinione, secondo te? Secondo me fa come, ti ricordi quelle gattine, le gattine che fanno le fusa e poi cercano il marito? Sì, Secondo me è una gattina di queste. che lei fa le fusa. O meglio dire una gattona. Una gattona. Una gatta mammona. Buona. Che fa le fusa. Che fa le fusa.
Ho capito. Allora tu sei in attesa, in stand-by, tipo telefonino. Tipo telefono, esattamente. In stand-by. Quindi aspetti di suonare da un momento all'altro. Aspetto la sua risposta per Esatto. telefono. Quanto tempo hai che aspetti la risposta? 10 anni? Esattamente dal 1994. Dal 94. Tu aspetti la risposta di Giovanna. Di Rosanna. Di Rosanna, scusa. No, di Giovanna. Mi stavo confondendo. Di Rosanna. Vabbè, e ti ha detto sempre di no? Quando io telefono non si fa cercare. Cioè quando tu le telefoni lei non risponde? I suoi colleghi del TG3 mi dicono è a Milano per la moda. Per la moda? Per la moda. Perché lei va sempre alle sfilate. Ah, Non manca nessuna sfilata. allora è una sfilatrice. È Modella. una giornalista di costume, una notista di costume. Esatto. Quindi ti sei innamorato Una notista di costume del mondo. del mondo. D'Italia e del E mondo. tu sei molto innamorato di lei. Moltissimo. Sei Perché pazzo io di voglio lei. andare giornalista professionista ed esattamente notista lei. di costume. Per lei. Sì, per lei. Perché vuoi stare vicino a lei, vuoi lavorare con lei, vuoi essere E soprattutto direttamente a contatto. Guardare perdutamente le modelle. Certo. Naturalmente l'occhio gode. Sì, però cosa che soffre? Soffri tu. Soffro Perché io. l'occhio gode, però soffre un'altra E cosa. altre cose sono. Abbastanza. Vabbè, bene amici, abbiamo conosciuto Calogero, 49 anni di Marsala, prossimo giornalista, abbiamo detto giornalista? Professionista. Giornalista professionista, prossimamente Della mamma Rai. della mamma Rai. Quindi abbiamo anche visto abbiamo sentito soprattutto il suo videomessaggio che ha fatto a questa ragazza di cui lui è innamorato, che si chiama Rosanna, perdutamente. Bene amici, Alberto vi saluta anche. Calogero. Ciao amici, a dopo. Oh yeah.